Buongiorno a tutti, bentornate e bentornati alla seconda giornata della seconda edizione di Cambio Gioco, settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Un festival organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner che a vario titolo sostengono il nostro festival. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della prestigiosa Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. In questa settimana stiamo parlando di prevenzione e promozione della salute, lo facciamo con diversi relatori di livello nazionale e internazionale che ci parleranno di questi argomenti secondo molti approcci. Oggi tratteremo in particolare il tema delle addiction. Avete la possibilità di scaricare l'intero programma accedendo al sito dedicato a questo festival che è www.cambiogiocoul6.it. Sul sito resteranno inoltre le registrazioni di tutte le dirette e ci sono anche quelle della prima edizione dell'anno scorso. Vi invitiamo quindi a condividere le nostre dirette sui vostri canali social e vi ringraziamo per questo supporto. Ringraziamo le molte persone che ci stanno seguendo da tutta Italia, che interagiscono con noi grazie alla possibilità di commentare appunto le dirette oppure di scriverci sul numero di telefono che a breve comparirà anche in sovraimpressione. Salutiamo il pubblico che è presente in sala, qui nella Sala della Carità, in particolare il centro diurno Acqua Fondazione San Gaetano che ci ha raggiunti e ringraziamo anche i molti insegnanti che al mattino si collegano con le loro scolaresche da diverse scuole. In particolare salutiamo la classe prima A della scuola Victory di Padova, le classi quarta B e quarta C del liceo Scienze Applicate Newton Pertini di Campo San Piero, le classi del liceo Leonardo da Vinci di Padova, la classe quinta del liceo Scienze Applicate e la terza del liceo scientifico dell'istituto Cattaneo Mattei di Monselice. Quindi benvenuti ragazzi, gli incontri per il mattino sono in particolare rivolti agli studenti e ai loro insegnanti. A proposito di scuola, qui con noi questa mattina c'è anche Federica Silvoni, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Albignasego, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare delle prime considerazioni dopo l'intervento del nostro relatore di oggi e potrà eventualmente porre le prime domande. Passo però la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Arianna Camporese che è responsabile scientifica del progetto Cambio Gioco. Grazie dottoressa per essere con noi. A lei la parola. Buongiorno a tutti, bentrovati in questa seconda giornata, siamo alla seconda edizione e siamo contenti di poter accogliere così tante classi e soprattutto di parlare ai giovani. Parlare di questo tema non è sempre semplice, sembra qualcosa che non ci riguarda, che non ci tocca, sappiamo però che i dati di prevalenza ci danno dei numeri diversi. Noi
siamo riusciti ad organizzare questo evento all'interno di un grande progetto che si chiama Cambio Gioco. È un progetto finanziato dal Ministero della Salute, approvato dalla Regione Veneto, sostenuto anche da molti enti come il Comune di Padova, che ci ha dato anche il patrocinio per questa occasione. Noi abbiamo 5 ambulatori come Dipartimento Dipendenze dell'U6 e nei nostri ambulatori raccogliamo e seguiamo circa 300 persone, 250-300 persone, ma il fenomeno è molto più ampio a livello territoriale, per cui parlarne non solo da un punto di vista clinico, ma anche da un punto di vista generale, di cultura, di scambiare, di incontrarsi, permette di creare benessere, permette di creare salute. Questo è proprio quello che noi vogliamo fare con questo evento, creare salute, che è un bene comune per tutti quanti. Per cui io sono contenta di vedere molte persone in sala, so che ce ne sono molte anche collegate, e quindi lascio la parola per i saluti istituzionali alla dottoressa Colonnello e poi ascolteremo con interesse questa mattinata. Buon lavoro a tutti. Grazie dottoressa Camporese. Margherita Colonnello, assessore del Comune di Padova con delega al sociale. Benvenuta. Sì, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. È con grande piacere che il Comune di Padova partecipa alla seconda edizione di questo festival, veramente molto importante, che ci mette in rete su un problema sfidante. Ringrazio la dottoressa Camporese per l'introduzione e anche per l'invito, e mi permetto di ricordare che questo festival, per una casualità, capita esattamente la settimana dopo al Festival del Gioco, organizzato sempre dal Comune di Padova a favore delle famiglie e dei più piccoli, nella consapevolezza che soprattutto dopo la pandemia i bambini e le bambine fanno più fatica di prima a giocare insieme, a intrattenersi in contesti sociali e a stare insieme all'aperto, a inventare, a praticare la fantasia e a stare in un gioco che fa bene. Ecco allora che come comunità dobbiamo prenderci cura di questa parte rilevantissima della socialità, perché il gioco, quando fa bene, è un gioco che cura le relazioni, che ci fa stare insieme agli altri, che ci fa scoprire i nostri limiti e le nostre potenzialità. Al contrario, quando il gioco diventa una gabbia e diventa una solitudine che ci isola rispetto agli altri, ecco, il gioco non ci mette più di fronte i nostri limiti e le nostre potenzialità, ma invece ci isola e ci costringe a una vita di appunto di solitudine. Ecco che per prevenire il gioco cattivo è necessario riscoprire il gioco buono, la socialità, e in questo senso fare rete, come stiamo facendo nel programma Cambio Gioco, che giunge alla sua seconda edizione e che speriamo possa proseguire, è veramente l'azione più importante che possiamo percorrere come istituzioni, perché ci vuole tutta una comunità per cambiare gioco. Grazie. Grazie Assessore. Entriamo nel vivo dell'incontro di questa mattina, che si intitola Dipendenze, sfidiamole insieme con forza e coraggio. Un incontro per il quale abbiamo il gradito ritorno di Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta e criminologo, che ringraziamo di cuore per essere con noi a Cambio Gioco. Addiction è il termine che si utilizza a livello internazionale per definire la dipendenza, ovvero la condizione per cui una persona perde il controllo volontario delle proprie scelte e si dedica compulsivamente alla ricerca di sostanze psicotrope o alla pratica di specifici comportamenti, tra cui appunto il gioco d'azzardo. Parleremo con il dottor Mauro Croce di questi aspetti e soprattutto di come l'empatia e il sostegno sociale siano fondamentali nel processo di cura e di recupero. Prima di passare la parola al nostro ospite, vi ricordo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, 370-318-6802. Lascio quindi la parola a Mauro Croce e auguro a tutti voi buon incontro. Bene, grazie agli organizzatori per l'invito, grazie ai partecipanti presenti o online per l'attenzione, per l'interesse. Mi auguro che riusciremo a ragionare intorno a un termine, proverò a ragionare intorno a un termine, appunto questo di addiction. Beh, il termine addiction lo preferiamo a quello di dipendenza, perché addiction deriva dal latino addictus,
L'addictus era colui che nasceva libero, ma si rendeva schiavo causa i suoi comportamenti. E quindi ben esprime il concetto delle addiction, delle dipendenze. Mi associo a quanto ha detto l'assessore poc'anzi del promuovere una cultura del gioco, perché uno dei più grandi antidoti al gioco patologico, al gioco distruttivo, al gioco solitario, al gioco compulsivo, è quello di riscoprire e ritrovare la cultura del gioco insieme. Io sono per propugnare l'idea dello slow game, riprendere la possibilità di giocare lentamente, con lentezza, senza pensare al gioco come luogo per risolvere i problemi della vita con la vincita favolosa, ma semplicemente per condividere momenti di evasione, di ricchezza, di sfida e così via. Il tema che cercherò di affrontare è quello della società additiva. Ovvero l'ipotesi, la tesi che è sostenuta da alcuni studiosi prevalentemente di scuola francese, che viviamo all'interno di un modello sociale, di un modello economico, di un modello culturale che promuove, che crea addirittura, che costruisce, che favorisce fenomeni di addiction. Quindi che vi sia proprio un modello che facilita l'accesso a modalità additive, l'acquisizione di comportamenti di dipendenza. Per sostenere un po' questa tesi farò alcuni riferimenti non necessariamente sistematici, perché alcune ipotesi, alcune intuizioni, alcune che mi auguro possano servire come riflessione. E su questo partirei da una frase che compare nella prestigiosa Harvard Business Review, la Bibbia degli economisti, nel 1927, che secondo me ha segnato veramente il nostro secolo, il secolo precedente e quello attuale. Questa frase viene scritta da Paul Mazur. Chi è Paul Mazur? Paul Mazur è Lehman Brothers. Nel 1927 Paul Mazur cosa scrive? Cosa pubblica? Dobbiamo cambiare l'America da essere una cultura dei bisogni a essere una cultura dei desideri. Bisogna insegnare alla gente a volere cose nuove anche prima che le cose vecchie siano state consumate del tutto. Dobbiamo formare una nuova mentalità. I desideri dell'uomo devono mettere in ombra le sue necessità. Questo economista nella rivista degli economisti dice: qui dobbiamo cambiare la testa alle persone. Le persone non devono più consumare sulla base di un bisogno, ma sulla base di un desiderio. Dobbiamo creare persone sempre più consumatrici. Sembra un romanzo di Ken Follett, ma è la verità. Questo lo scoprirà l'antitrust americana nel 1949. La vigilia della notte di Natale a Ginevra si incontrano segretamente i rappresentanti delle più importanti aziende produttrici di lampadine, Osram, Philips, Tunstgram, e sottoscrivono un patto, ovviamente segreto: smettiamo di studiare la tecnologia per far funzionare le lampadine a lungo, dobbiamo fermarci a 1000 ore. Dobbiamo chiudere quindi l'obsolescenza programmata, quindi dobbiamo costruire degli oggetti che si consumino da soli, e su questo abbiamo tantissimi esempi di attualità, ahimè. Però come riusciamo a cambiare la testa delle persone? E su questo viene in ausilio a Paul Mazur questo signore, che assomiglia stranamente a Johnny Dorelli, vedete, che i non più giovani si ricorderanno che era del cantante italiano, che è il nipote di Freud. Si chiama Edmund Bernays, aspettate che questo non funziona, Edward Bernays. La moglie di Freud era Martha Bernays, lui è il figlio del fratello della moglie di Freud. A sua volta la sorella del padre sposerà la sorella di Freud, quindi doppio nipote di Freud. Perché ci interessa questo personaggio? Beh, innanzitutto questo personaggio ai più sconosciuto, è ritenuto uno dei personaggi, dei 100 personaggi più influenti degli Stati Uniti d'America del secolo scorso. Che cosa fa e perché è importante Bernays? Perché Bernays utilizzerà i concetti del famoso zio
l'inconscio. Lo zio ha costruito la psicanalisi sulla base per comprendere la sofferenza dei soggetti, delle persone, per costruire anche un modello di trattamento per le persone, basandosi molto su questo concetto di inconscio, come ben sappiamo. Ecco, lui utilizzerà i concetti dello zio in realtà al soldo della pubblicità, del marketing. E è famoso per tantissime iniziative, ma in particolare una. Però prima di arrivare a questo, che cosa dice Bernays? Lui stesso dice: coloro che hanno in mano questo meccanismo, quello della propaganda e quello della pubblicità, costituiscono il vero potere esecutivo del paese. Noi siamo dominati, la nostra mente è plasmata, i nostri gusti formati, le nostre idee suggerite da gente di cui non abbiamo mai sentito parlare. E lui è uno di questi, evidentemente. La pubblicità può essere descritta come la scienza di fermare l'intelligenza umana abbastanza a lungo da ricavarne denaro. I motori della scelta della pubblicità sono i 7 peccati capitali. Questo è molto interessante, per la ragione che è molto più facile appoggiarsi sui vizi dell'uomo che sui suoi bisogni. E questo segnala anche il fallimento, la fatica di molte campagne di prevenzione che lavorano sul positivo, ma la virtù funziona più il peccato attrae di più. E quindi questi sono elementi di riflessione. Ma Bernays pubblica questo libro, Propaganda, nel 1928, e pubblicato in Italia nel 2008. È curioso questo fatto, è curioso e drammatico allo stesso tempo, perché Bernays ispirerà chi? Joseph Goebbels, il ministro della propaganda del Terzo Reich, si ispirerà all'opera di Bernays, che era ebreo, per costruire l'odio del popolo germanico verso i tedeschi. Ma addirittura per sua stessa ammissione, un giornalista americano, statunitense, che intervistò Goebbels, e Goebbels gli dice: guarda, io mi sono ispirato a questo libro, il libro di Bernays. Quindi Bernays è la base di tante cose che stiamo vivendo oggi, dell'impostazione proprio della pubblicità e della propaganda. Ma per cosa è famoso Bernays? Per il fatto di aver realizzato una campagna a favore dell'American Tobacco Company. Qual è il problema? Il consumo di sigarette. I produttori di sigarette si rendono conto che le donne non fumano. Le donne fumano poco, allora bisogna fare in modo di convincere le donne a fumare. Tentano varie campagne, ma non funzionano, le donne continuano a non fumare. E allora Bernays escogiterà questa campagna. Sono gli anni delle manifestazioni delle donne, il diritto di voto, la parità e tante cose che conosciamo, che ancora oggi si combatte per ottenere. In quegli anni le donne sfilano, le donne emancipate, le donne intellettuali, le donne forti sfilano per le strade degli Stati Uniti d'America, delle città, per reclamare appunto i propri diritti. Cosa fa Bernays? Bernays assolda delle attrici, delle ragazze, le fa fumare, le fotografa, fa in modo, corrompendo i giornali, che quando apparirà la notizia della manifestazione delle donne a Filadelfia, a Chicago, a New York, compaiano delle donne che fumino. E quindi che cosa fa? Associa l'idea di emancipazione, l'idea di donna che combatte per i suoi diritti con il fumo. E quindi la casalinga dell'Oklahoma, sfigata, mi viene da dire, con il massimo rispetto, vede la donna newyorkese emancipata che fuma e quindi associa il consumo a uno stile di vita. Quindi non la qualità della sigaretta, non il gusto della sigaretta, ma lo stile di vita. E su questo inaugura un percorso con grande cinismo e con grandi anche risultati, perché otterrà molto questa campagna. Che noi vediamo anche, ad esempio, se pensiamo alla campagna, vi ricordate, della Martini di qualche anno fa, no? In cui c'è George Clooney che suona il campanello e lì c'è una festa di signore e lui dice no Martini, no party, e se ne va via, no? Quindi ho sentito ragazze che dicevano facciamo una scorta di Martini
si sa mai che suoni al campanello lui. Ma il punto qual è? Il punto è un altro, è l'associazione no martini, no party. Se non c'è l'alcol non ci possiamo divertire. Poi gli insegnanti, gli educatori, i genitori dicono ma questi ragazzi non riescono a divertirsi se non c'è l'alcol, non riescono, guardano l'insegnante, non riescono a fare le loro feste. Se non... c'è questa associazione, c'è questa pubblicità che gioca nell'associare il divertimento, la socialità, il benessere, eccetera, eccetera, e quindi se non c'è il martini non c'è party. Allora, il modello additivo parte da un principio, quello di captare l'attenzione. Nella miriade di messaggi che noi abbiamo, di immagini, di suoni, cioè il problema è quello di riuscire a captare l'attenzione. E non è un caso che vi siano dei libri, degli studi, questo di Tim Wu straordinario, i mercanti dell'attenzione, i pubblicitari, il marketing studia moltissimo come si riesce a captare l'attenzione, no? Il tempo, una risorsa rara è quella della nostra attenzione, a tal punto che probabilmente è una fake news, ma qualcuno dice che sia stato provato l'esperimento porre a un pesce rosso un determinato stimolo, il pesce rosso lo studia per 9 secondi, noi 8,2 ci siamo già stufati, cioè non riusciamo a stare attenti, e questo è un tema molto grosso, che riguarda la difficoltà nel mantenere l'attenzione, e in particolare gli insegnanti lo denunciano con preoccupazione questo fatto, quanto i ragazzi non riescano a tenere l'attenzione. Sovraeccitati da 1000 stimoli, immagini veloci e tutto, capite che l'attenzione cade, e questo è un punto molto importante. Ecco quindi come ci sia anche l'elemento della disattenzione e dell'impulsività. Byung-Chul Han, questo filosofo coreano che vive a Berlino, parla di menomazione delle facoltà degli individui, e quello dell'impulsività è uno degli elementi centrali delle addiction, delle dipendenze, quello dell'impulsività, quello del passaggio all'atto e della compulsività. Ma facendo questo nostro percorso sulla pubblicità, e chi parla non è un esperto di pubblicità, sono uno che mi sono incuriosito a questo mondo, attorno agli anni 50-60 c'è tutta la questione dei persuasori occulti, ovvero l'idea che attraverso la pubblicità possiamo comunicare inconsciamente dei determinati messaggi, no? E quindi vedete, ad esempio, c'è tutto il Toblerone in cui c'è nel cervino si vede l'orso. Questa probabilmente è una fake news. Nei Pirati dei Caraibi compare questo simbolo di questa azienda. Ma questo invece è già più interessante e inquietante in un certo senso. Questa è la pubblicità di una birra australiana dove tutte le immagini, e non le commenterò, hanno a che fare con comportamenti sessuali, ecco, diciamo, no? Così come questa, è sempre la birra australiana, questa qua, no? Cioè quindi associare la birra a immagini, in questo caso piuttosto esplicite. In realtà il mondo di coloro i quali vanno alla ricerca dei messaggi subliminali è un mondo interessantissimo, di paranoici mi viene da dire, o comunque di persone che proiettano, che vedono immagini sconce anche dove forse non ci sono. Però l'idea che ci sia sempre dei messaggi subliminali eccita molto certe persone, sarà vero, non sarà vero, ma è una cosa che sembra che la pubblicità ora abbia abbandonato. Captare l'attenzione, ma disinibire. Non è sufficiente captare l'attenzione. Io posso incuriosire intorno a determinate cose, atteggiamenti, comportamenti, ma ci sono i freni inibitori, non necessariamente passo all'atto. Il secondo passaggio è quello della disinibizione.
E su questo vi sono molti studi di neuroscienze che studiano come passare alla disinibizione. Pensate che per quanto riguarda il gioco d'azzardo noi siamo a conoscenza che le ambientazioni, i suoni, i luci, i colori e così via influiscono moltissimo nel disinibire i soggetti per concentrarli sul gioco e continuare a giocare, ma addirittura gli odori, gli aromi sono stati sperimentati dall'industria del gioco, il fatto che aver somministrato in determinati ambienti particolari aromi avesse disinibito i soggetti, quindi che avessero giocato di più. Quindi è speso molti più soldi nel gioco, no? Quindi abbiamo a che fare con modelli, con studi, con ricerche, tutti volti proprio a creare questa disinibizione, no? Qui è stato fatto questo studio in un filmato per i bambini, quando vi erano tre versioni, senza inserzioni, con poche inserzioni, con molte inserzioni, e abbiamo visto che quando c'erano più inserzioni i bambini consumavano più snake, eccetera, eccetera, il che in un certo senso è anche banale, è ovvio, no? Però per dire quanto vi sia attenzione a questi fenomeni da parte dell'industria. Un punto interessantissimo viene dallo studio della pubblicità della Diesel di qualche anno fa. La Diesel qualche anno fa, già una decina, quindicina d'anni fa, ha avuto questa campagna pubblicitaria, Be Stupid, sii stupido, Goodbye Inhibition, cioè stupido è bello, stupido è l'obiettivo. Quindi è una campagna grossissima. L'intelligente può avere il cervello, ma lo stupido ha le palle. Vedete come si gioca su questa cosa qua, no? La stupidità è prova di errori. L'intelligente dice di no, ma lo stupido dice di sì. Vogliamo riflettere su questa immagine rispetto al consumo di droga, rispetto alle nostre azioni volte a limitare e inibire il consumo di droga, a prevenire il consumo di droga, resisti alle tentazioni, sappi dire di no, resisti alle pressioni di Dio. Questo è l'esatto contrario. C'è qui questa ragazza carina che l'intelligenza dice di no, ma lo stupido dice di sì. È meglio essere stupido. Be stupid. Lunga vita agli stupidi, noi diciamo, certo, se adotti dei comportamenti a rischio per la salute, fumo, eccetera, eccetera, aumenti le probabilità e sappiamo benissimo tutto ciò. Lunga vita agli stupidi, sii stupido. L'intelligente può avere il cervello, lo stupido ha le palle, questo qui li sta perdendo, l'intelligente può avere il cervello, lo stupido le palle. L'intelligente ha i progetti, lo stupido ha le storie. Guardate che stanno demolendo tutto ciò che gli educatori cioè, Luigino, quali sono i progetti della tua vita? Cosa vuoi fare? Come vuoi realizzare i tuoi desideri, i tuoi sogni, i tuoi talenti? Le storie sono più intriganti dei progetti. E questa è una storia abbastanza intrigante, no? L'intelligente ascolta il cervello, lo stupido ascolta il cuore, cioè capite l'elogio della stupidità. L'intelligente critica, dobbiamo sviluppare il pensiero critico nei ragazzi, devono essere in grado di leggere il mondo, leggere le loro emozioni, leggere le loro reazioni. Lo stupido crea. L'intelligente ha i progetti, lo stupido ha le storie, e qui è una storia intrigante. L'intelligente vede quello che c'è, lo stupido quello che potrebbe esserci. Cioè, quindi è una campagna volta all'elogio della stupidità. Ma quale stupidità? Quello della disinibizione, quello del vivere qui e ora, quello di non rappresentarti il futuro, i rischi, le possibilità, le probabilità, ma semplicemente vivere hic et nunc. La stupidità è il tema delle addiction che è dietro l'angolo, è presto facilmente comprensibile, no? Della disinibizione, nessun limite, nessun confine. E se la pubblicità della Diesel può lasciarci un po' perplessi, attenzione, concorrente della Diesel, Sisley. Beh, queste due signorine, ragazze, insomma, c'è qualche riferimento alle sostanze. Se vedete anche, questa è un'immagine molto interessante, ho parlato degli amici semeiotici, è veramente interessante, perché se guardate il reggiseno, cioè, fa anche l'otto,
sotto il simbolo dell'infinito, no? Quindi capite quali messaggi stanno passando ai nostri ragazzi, a tutti noi in un certo senso. Beh, la Sisley è una roba incredibile perché li faccio scorrere. Cioè, tutto questo, la domanda mia che mi faccio, ma tutto questo è per vendere un paio di magliette e un paio di calze e di pantaloni? No, è per vendere un'idea, è l'idea, per vendere un mondo. All'interno di questo mondo si costruiscono poi le cose e anche i consumi. Guardate, è una roba incredibile la Sil, non so cosa dire. Sì, ok. Messaggio lesivo della dignità della donna, c'è stato anche un sabotaggio della Diesel, no? Brevemente, captare l'attenzione, disinibire i soggetti non è sufficiente per creare l'addiction, per costruire l'addiction, perché l'addiction è ancora un termine che ha un connotato negativo e lo associamo a mondi di emarginazione, di sofferenza, di tossicomania, di povertà, di malattie, eccetera, eccetera. Beh, la Dior invece, sempre le campagne, i nouveau philosophes di oggi sono i pubblicitari, coloro i quali creano le tendenze. Dior Addict. Addict to love, addict to... l'addiction è una cosa positiva da questo punto di vista. Addict to love, addict to feel, addict to life, addict to fashion, you're addict. E poi c'è Black Opium, anche qui si gioca. Vedete come si gioca sempre al confine tra sostanze, tra comportamenti. Il tema che passa di fondo, che vivono i nostri ragazzi, che vivono noi, è che impossible is nothing, che nulla sia impossibile, che non esistano i limiti in questo mondo, no? Niente è impossibile, impossibile è niente. E questa qui è un'immagine interessantissima per la nostra analisi, perché io posto in certi incontri che faccio con colleghi, con operatori, con studiosi, eccetera, ma che immagine è secondo voi? E saltano le interpretazioni varie, no? Questa è la pubblicità del Viagra, la pubblicità del Viagra americano, cioè il impossible is nothing, cioè i confini dati dall'età, i confini non esistono più, cioè viviamo all'interno di un mondo in cui non c'è più, per cui ci sono sostanze, ci sono situazioni, comportamenti che ti permettono qualsiasi cosa, no? Questo è molto divertente, no? Perché si usa anche l'ironia su queste cose, no? Io sono nato faccio parte di una generazione che era la generazione del semaforo. Cosa diceva la generazione del semaforo? Rosso, stai fermo, non è il tuo momento, dovrai aspettare il tuo momento. Quando sarai dall'altra parte della barricata, mi dicevano a scuola, quando io contestavo i professori, no, vieni di qui e poi potrai parlare. Qui verde, vai veloce, muoviti, giallo, beh c'è quell'incertezza lì, ma decidi qual è la pista, se gira a destra, a sinistra e non si torna più indietro. Questa è la generazione di una volta. Ora la generazione è quella della rotonda, si gira sempre, l'importante è quante volte è capitato, non vi faccio il test di girare a vuoto nella rotonda, non ti puoi fermare, siamo una generazione in un mondo in cui devi continuamente essere connesso, essere collegato, non è un caso che poi nasca anche il FOMO, no? Il fear of missing out, la paura di essere tagliati fuori dal mondo perché non si è connessi, no? Ed è molto interessante perché tutti conoscono la piramide dei bisogni di Maslow, no? Alla base dei bisogni vi è la soddisfazione dei bisogni concreti, mangiare, dormire, coprirsi, avere un tetto e così via, no? Ora qualcuno dice, ovviamente con ironia, ma fino a un certo punto, che alla base dei bisogni vi sia il wifi e la batteria, cioè dopodiché possiamo cominciare a ragionare, no? Se non sono soddisfatti questi bisogni. Ecco quindi che siamo entrati in un'epoca delle cosiddette nuove addiction, delle dipendenze nuove, questo che ho detto è un po' un panorama di sfondo, no? Per cui non più solo le sostanze, ma le new addiction ora sono da comportamenti. E comportamenti del tutto legittimi, del tutto accettati, del tutto promossi socialmente. La droga
da sostanza speciale proibita, temuta, mitizzata negli anni 70, questa droga, questa sostanza. Poi abbiamo scoperto che la droga è diventata anche una sostanza di consumo, di normalità, di prestazione, non legata a mondi di emarginazione, ma a mondi di prestazione. Ora il consumo è diventato a sua volta una droga. E assistiamo allo sviluppo di nuove forme di dipendenza, non più da sostanze, non più solo da sostanze, no? Cosa parliamo? Del gambling, di cui questa serie di incontri è centrata molto su questa tematica, giustamente, la dipendenza da internet, la dipendenza da lavoro, la dipendenza sessuale, la dipendenza da esercizio fisico, gli acquisti compulsivi, la dipendenza da rischio, le dipendenze affettive, addirittura ultimamente si ragiona molto sul surgery addiction, la dipendenza da chirurgia estetica, la botuline addiction, no? E quindi potenzialmente l'universo delle possibili addiction pare essere infinito, no? Però dobbiamo farci qualche domanda, perché dobbiamo prima rivedere i nostri modelli teorici. Noi ci siamo costruiti, ieri sera qui c'era Leopoldo, io e Leopoldo siamo nati insieme al gruppo Abele, e il problema qual era? L'eroina, questa sostanza esterna, diabolica, malefica, che entra nel tuo corpo, che ti distrugge, e quindi l'idea di una sostanza esterna, diabolica, malefica. Ora invece dobbiamo fare i conti con dipendenze, con addiction problematiche, come ben potete osservare in questo corso, approfondirete, stiamo approfondendo, che nascono senza alcuna sostanza, si costruiscono senza alcuna sostanza. Non più legate a usi illeciti, disapprovati socialmente, le sostanze, no? Ma da usi approvati socialmente. E dobbiamo rivedere un po' di cose, cioè la barriera tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, tra ciò che fa bene e ciò che fa male, ora si è persa completamente. Nel momento in cui accendo una sigaretta per la prima volta, uso una sostanza, c'è in me la consapevolezza di aspettarmi un qualcosa. C'è il fatto che sia illegale, che sia illecito, che faccia del male, non necessariamente, ahimè, costituisce un deterrente, ma quantomeno costituisce una riflessione nel soggetto, che si aspetta qualche cosa e così. Ora si diventa dipendenti senza saperlo, senza rendercene conto. Il vecchio modello di addiction, per cui un soggetto pensava, ipotizzava, cercava, era attratto, sperimentava, passava a un uso regolare, poi alla dipendenza in molti casi, non necessariamente, però in molti casi, ora invece si consuma e ci si trova dipendenti senza rendersene conto. In molti casi. Ora, sto andando un po' veloce, mi scuso, però volevo arrivare alla sintesi. Dobbiamo rivedere il paradigma, perché il paradigma sino a ieri che ha sorretto la politica, la prevenzione nel campo delle addiction era evitare l'incontro con la sostanza, evitare l'incontro o quantomeno ridurre gli effetti di questo incontro, no? Evitare qualsiasi incontro, contagio, sperimentazione, eccetera, eccetera. Come faccio oggi a dire non collegati a internet? Come faccio oggi a dire non consumare? Come faccio oggi a dire non innamorarti perché c'è il rischio della dipendenza affettiva, eccetera, eccetera? Allora dobbiamo rivedere i nostri paradigmi, ma anche l'obiettivo del trattamento si modifica. Se nel caso delle dipendenze da sostanze l'obiettivo del trattamento era ed è e può essere, pur con tutte le fatiche, le ricadute che conosciamo, le crisi, ma comunque io posso vivere senza alcol, io posso vivere senza eroina, io posso vivere senza sigarette. Nel caso delle dipendenze non da sostanze, e io ho avuto questa scoperta, in
effetti i miei stereotipi mi impedivano di vedere tutto ciò. Quando ho avuto un incontro con un gruppo di sex and love addicts, dipendenti da sesso e da droga, i quali sono imparentati con gli alcolisti anonimi, fanno parte dello stesso modello dei 12 passi, giocatori anonimi, eccetera, eccetera, e i quali raccontavano, a differenza dei nostri confratelli giocatori, alcolisti, narcotici, che si incontrano all'interno di questi gruppi per ottenere e mantenere l'astinenza, noi in questo gruppo ci definiamo anoressici sessuali. Perché? Perché facciamo parte di persone che hanno scoperto, purtroppo, si sono resi conto che il loro comportamento sessuale ha causato problemi fisici, morali, legali, eccetera, eccetera. E partecipiamo a questi gruppi per riprendere il contatto con una sessualità o con un'affettività che non sia distruttiva. E quindi capite come si modifica il quadro, no? Andando sempre per salti, e mi scuso con voi, dobbiamo però considerare come in questo modello di sviluppo di nuove modalità additive ci sia la congiunzione tra progresso tecnologico e marketing aggressivo. Quello che ho detto sino ad ora riguardava un mondo prima di Internet, no? Oggi c'è la captologia, che è una scienza volta a utilizzare i computer come tecnologie persuasive, e questa roba viene dalla Stanford University, quindi non due dietro l'angolo che si sono messi lì nel loro garage, no? E qual è la questione? Ma prendiamo anche Nir Eyal. Nir Eyal è uno studioso, è un guru della pubblicità che ha pubblicato questo libro anni fa, Hooked, che significa uncinati, il quale ci descrive come creare dei comportamenti, dei nuovi consumi, e dice: noi dobbiamo creare nei consumatori che cosa? Dei comportamenti che siano realizzati senza alcuna consapevolezza o con poca consapevolezza. Dobbiamo creare degli habit, delle abitudini nei consumatori che quando non fanno un qualcosa stiano un poco male. Stiamo parlando di addiction, dobbiamo creare delle addiction. Cosa sono le addiction? Quei comportamenti che io faccio in maniera così, quando fumavo, prendevo la sigaretta senza pensarci e così via, e se non lo facevo ero anche preoccupato. E lui dice: dobbiamo intercettare i triggers, i momenti di sofferenza, di tristezza, di solitudine, nei quali le barriere inibitorie, cioè il fatto che io vorrei fare una cosa ma non la faccio perché ne vedo i rischi, eccetera, eccetera, ma quando invece sono in un momento di tristezza, di scoraggiamento, di solitudine, oppure di eccitazione positiva, eccetera, eccetera, tendo a superare questo limite. E lui dice: dobbiamo individuare nei consumatori questi momenti e costruirli, e costruire anche il motore del desiderio, the desire engine, per cui trigger interni, momenti di sofferenza, solitudine, o esterni, feste, momenti lì, passare all'azione del consumo e costruire un commitment, ovvero un impegno da parte del consumatore. E queste non sono cose che ci inventiamo noi, questo è uno dei guru della pubblicità che dice: dobbiamo creare dei consumatori che siano addicted al consumo, che non se ne rendano conto. Ed è molto interessante invece questo studio che dobbiamo a Lustig. Lustig è un pediatra americano invece che si muove da un'altra prospettiva, mentre Nir Eyal si muove dalla prospettiva costruiamo dei consumatori addicted. Nir Eyal, pediatra che insegna all'Università della California, dice: attenzione, quello che sta avvenendo, stiamo creando nei bambini degli addicted. Il suo libro The Hacking of American Dream, che non è American Mind, che non è pubblicato in italiano, è interessante il sottotitolo: la spiegazione scientifica dietro la conquista dei nostri corpi e dei nostri cervelli da parte delle grandi aziende. Non siamo di fronte a un complottista, siamo di fronte a uno studioso, un professore universitario americano, un pediatra di chiara fama, cioè che ha analizzato le strategie da parte dell'industria nei confronti dei comportamenti dei bambini.
E lui dice, semplifico molto, perdonate me, perdonate Lustig, c'è la dopamina, l'ormone del piacere, c'è la serotonina, l'ormone del buon umore. Lui sta dicendo che tutti i comportamenti, tutti i cibi, lui ha analizzato moltissimo anche i cibi, nei confronti dei bambini sono tutti volti alla soddisfazione immediata del piacere, alla risposta immediata. Facendo una distinzione tra piacere e felicità, tra dopamina e serotonina, e ripeto, scusate la semplificazione che fa lui stesso, lui dice, ma il piacere è effimero, la felicità è durevole. Il piacere è viscerale, aumenta il battito cardiaco, eccetera, eccetera. La felicità invece è un qualcosa di spirituale. Il piacere produce eccitazione, la felicità invece è rilassante. Insomma, semplifico. Il piacere lo possono dare anche le sostanze. La felicità invece sta nel darsi obiettivi, nel condividerli con altri, socialità. Nella felicità c'è sempre una condivisione. Nel piacere può essere ottenuto anche in solitudine. Il piacere e gli eccessi provocano dipendenza, nella felicità no. Il piacere è immediato, è tanto immediato che se ne va, la felicità no. Non siamo di fronte a un fustigatore di costumi, a un barboso che dice dobbiamo inibire il piacere nelle persone. Al contrario, Lustig dice guardate, il piacere è fondamentale nell'evoluzione ontofilogenetica nostra, no? La ricerca del piacere e così via. Però attenzione, lui sta dicendo se i circuiti cerebrali dei bambini, è un pediatra, sono occupati dalla dopamina, saranno meno disponibili a produrre serotonina. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo quello che aveva detto lo zio di Bernays, Freud, 100 anni fa, principio del piacere, principio di realtà. Noi nasciamo, i bambini, col principio del piacere e poi la presenza dell'altro, il mondo, la civilizzazione, la socialità impone di procrastinare la soddisfazione dei tuoi piaceri e di trovare dei piani B, aspettare e così via. Il tempo dell'attesa, il tempo della costruzione di questo straordinario fenomeno che è il desiderio, desidera, sognare, guardare in alto, pensare. Ora c'è la perdita del desiderio, siamo ritornati all'impulsività, al piacere immediato, alla soddisfazione immediata dei desideri. Quello che ci dice Robert Lustig è appunto questo, attenzione perché i modelli di consumo che abbiamo, i modelli della pubblicità, i modelli delle grandi aziende sono proprio volti a costruire dei soggetti che siano consumatori alla ricerca sempre più di consumi, no? Si è abbattuto anche il tempo dell'attesa. Il tempo dell'attesa è una grande conquista dell'umanità e nel momento in cui non posso, non debbo, non riesco a soddisfare i miei impulsi e devo attendere e devo costruirmi dei piani B e devo aspettare. Ed ecco, vedete come questo discorso che sto facendo insieme a voi, e mi scuso per la disorganicità di tutte ho preso diversi punti, no? Porta verso all'idea che vi sia una società che tende sempre più a creare soggetti additivi. Per riassumere un concetto di Couteron che ha cercato di capire un po', di proporre alcuni modelli di lettura, beh, da una parte viviamo in un mondo di crisi di cultura del legame sociale, cioè i grandi contenitori ideologici, religiosi, che tenevano insieme le comunità, che facevano sentire i soggetti parte di un disegno, parte di un'utopia, parte di un progetto di società, si sono persi completamente e siamo sempre più soli, sempre più isolati. Questo è uno degli elementi. Un secondo elemento è ambienti e situazioni iperstimolanti che vedono l'incessante aumento della soglia delle sensazioni, sempre più sensazioni, emozioni e così via. I nostri bambini si annoiano subito, tendono a annoiarsi. La noia che è una cosa straordinaria, è una cosa bellissima, per taluni per me è bellissima, perché non la conosco, perché riesco sempre a inventare qualcosa. Per taluni soggetti è insopportabile e deve esserci sempre qualcosa che mi eccita,
che attira la mia attenzione e mi annoio subito, deve essere sempre di più. Il bisogno di superarsi, l'accumulo di protesi chimiche o tecnologiche, abbiamo visto il Viagra ad esempio, no? Cioè sempre oltre, la banalizzazione dell'uso di sostanze nella nostra esistenza. Voi capite che questi elementi, insieme alla questione appunto che abbiamo così, seppur brevemente, analizzato della pubblicità, dei modelli di marketing eccetera, ci fanno pensare che, ma guardate che lo stesso mondo della pubblicità sta riflettendo su un'altra cosa, il marketing esperienziale, cioè non più vendere prodotti, ma vendere esperienze. 1990, Ogilvy, che è stato uno dei più grandi guru della pubblicità, diceva: i consumatori di oggi non si domandano cosa vorrei possedere che ancora non ho, ma che cosa voglio provare che non ho ancora provato. Cioè l'esperienza, cioè vendere delle esperienze. Ci sono studi, ricerche, pubblicazioni sul marketing esperienziale. Vendere un'emozione, così come le sostanze. Vendere un'emozione, vendere una sensazione che richiede sempre più di aumentare questa esperienza. E concludo, se ho ancora qualche minuto, con questo, citando, ne parleremo la prossima volta eventualmente, questo testo di Cartwright, che è The Age of Addiction, che è uno storico, il quale ci sta parlando di capitalismo limbico. Lui sta sostenendo questa teoria, questa tesi di un capitalismo limbico, ovvero che le cose che abbiamo detto sinora facciano parte proprio di un disegno volto sempre più a produzione, consumo, produzione, sino alla distruzione. E talvolta i poeti, gli scrittori, gli artisti arrivano molto prima degli studiosi nel comprendere i fenomeni, perché se pensiamo che qualche anno fa Fight Club diceva: le cose che possiedi prima o poi ti possiedono. Concludo con una cosa che mi sta molto a cuore, il fatto che stiamo perdendo anche la capacità argomentativa. Cioè, molti studi, già Tullio De Mauro l'aveva dimostrato, il suo allievo, mi sfugge il nome in questo momento, che ha scritto un libro Presi dalla rete, molto interessantissimo, Simone, ci sta dicendo come i ragazzi, l'ipotassi, la paratassi non esistono più queste possibilità, la scomparsa dei tempi congiuntivo, passato, presente, il pensiero tutto presente, limitato al momento, incapace di proiezioni nel tempo. Questo è dovuto anche all'eccesso di immagini, perché se io vedo solo se io leggo un libro, eravamo una sera di fronte al lago, abbiamo fatto il fuoco, ci siamo messi a cantare, ero io, Luigino aveva una maglia rossa, io avevo le scarpe verdi, devo costruirmi, vedermi tutte queste robe qua. Se io vedo l'immagine, e quindi la capacità di costruire, pensiamo l'Iliade, che venivano narrate e queste persone ascoltavano e costruivano queste immagini. Ora tutto è consumato in un podcast velocemente, tutto è consumato velocemente in un'immagine, no? La generalizzazione del tu, la scomparsa delle maiuscole e della punteggiatura sono colpi mortali portati alla sottigliezza dell'espressione. Questo non perché siamo dell'Accademia della Crusca, ma quanto più perdiamo la capacità di esprimerci, e non è un caso che sia il momento del trionfo dell'alessitimia, l'incapacità di dare voce alle proprie emozioni, di comprendere i propri sentimenti, e se non so dar voce alle mie emozioni e se non so condividerle, c'è il passaggio all'atto immediato, la ricerca di emozioni, di sensazioni e così via. E voglio concludere, proprio perché qualche giorno fa era la festa della donna, su questo tema del linguaggio, l'importanza del linguaggio. Dobbiamo ricominciare a parlare e scrivere e condividere queste cose qua. Di questo grandissimo scrittore argentino Cortázar: la virgola è la porta girevole del pensiero. Una virgola può cambiare il mondo. Ragazzi, insegnanti, colleghi, una virgola può cambiare il mondo. Eccolo qua, questa non lo cambia più, ok. Questa frase: se l'uomo sapesse veramente il valore che ha,
la donna, virgola, la donna andrebbe a quattro zampe per la sua ricerca. Se l'uomo sapesse veramente il valore che ha, la donna andrebbe a quattro zampe per la sua ricerca. Io sposto la virgola. Se l'uomo sapesse veramente il valore che ha la donna, andrebbe a quattro zampe per la sua ricerca. Basta cambiare una virgola e ci cambia il mondo. Noi forse abbiamo perso questa sottigliezza, dobbiamo recuperarla. Perdonatemi se sono andato fuori tema, ma secondo me è in tema tutto questo discorso, perché le addiction fanno parte dei nostri modelli di relazione, delle nostre emozioni, delle nostre scelte e del mondo nel quale stiamo vivendo. Grazie. Ringraziamo noi Mauro Croce per la passione, la chiarezza e moltissimi stimoli che ci ha portato. Lo stanno facendo anche le persone che ci seguono da casa, abbiamo molti commenti e domande, ma prima di tutto io vorrei dare la parola alla dottoressa Silvoni, che è stata anche chiamata in causa come dirigente scolastica. Sì, questa valanga di cose sta entrando. Allora, alcune questioni, alcune domande che mi sono sorte ascoltandola. Beh, innanzitutto appare dalla descrizione che in realtà ormai questa società abbia questo tipo di struttura ed è molto difficile cambiare il paradigma, per cui noi in qualche maniera, già vedendolo, è qualcosa, ma è molto difficile cambiare questo paradigma. Vedo poca speranza da questo punto di vista. E questo è un paradigma degli adulti, non solo dei ragazzi. In realtà i ragazzi sono specchi di quello che facciamo noi, per cui è più facile per gli adulti puntare il dito sulle difficoltà dei ragazzi, sulle addiction dei ragazzi, quando in realtà siamo noi quelli con questo tipo di comportamento. Per cui è difficile che scatti l'empatia fra adulto e ragazzo all'interno della società, anche a volte nel mondo educativo, su questo tipo di aspetto. Poi, come facciamo? Il secondo punto, no? Come facciamo a dare una svolta a questo paradigma, almeno in alcune condizioni, almeno in alcuni contesti? E poi una domanda che mi sorgeva era questa. Esiste un tipo di addiction positiva? Cioè, cioè questo meccanismo che noi stiamo individuando ha degli aspetti positivi come forza nella relazione dell'essere umano, nello sviluppo della società. Le persone, anche i personaggi storici che hanno avuto delle grandi passioni, che hanno svolto in maniera anche a volte dal punto di vista paradigmatico quasi dipendente dai loro obiettivi, mi viene in mente certi ricercatori, certi storici, grandi condottieri. La possiamo vedere anche come un'addiction positiva oppure rimane nel tema della dipendenza negativa? Perché come uno dei suoi spunti era proprio, alla fine in alcuni casi noi non possiamo portare avanti l'ideale dell'astinenza, ma di una convivenza equilibrata fra tutto questo mondo di stimoli e la nostra reazione. Per cui non ha anche un aspetto positivo che possa essere volto al positivo questo tipo di atteggiamento? Grazie. La professoressa mi sta ponendo quelle domande e mi sta mettendo... sono domande molto centrate queste qua. Sull'addiction positiva io dico una cosa, assolutamente sì. Cioè se noi usiamo i paradigmi per cui definiamo le addiction, no? Per pensare alla cosa che può essere la sostanza, il gioco, anche in momenti nei quali faccio altre cose, il provare a interrompere ma non riuscirci, il darsi dei limiti, ma cioè, noi possiamo vedere che ad esempio l'innamoramento, l'amore è un'addiction positiva. Ma anche lo studio, le sudate carte è un'addiction
positiva, cioè dipende come la vediamo. Il ragazzo che vuole suonare il violino, che si massacra le dita per suonare questo violino che anziché andare a correre, giocare al pallone, suona il violino, cioè possiamo vederlo come fenomeno patologico, possiamo vederlo come... Allora qual è il confine? Il confine è quanto questa cosa mi fa crescere, mi fa realizzare i miei talenti, le mie aspirazioni, piuttosto che mi limita o mi distrugge. Ecco quindi che l'amore, che lo studio, ecco quindi che lo studio anche lo sport, la dedizione a qualcosa, se la leggiamo in chiave stretta di addiction, potremmo pensare essere addiction, ma no, ma sono elementi di costruzione, di apertura, assolutamente sì. Il concetto di empatia, lei ha toccato troppi argomenti e non sono in grado di rispondere a tutti. Il concetto di empatia è un altro tema molto grosso, è un altro tema molto grosso che dovremmo sviluppare. Io faccio parte del comitato scientifico della Fondazione Empatia di Milano, dove ad esempio viene organizzata questa la Human Library, non so se sapete cosa sia la Human Library, è una giornata che viene dedicata, vi sono dei libri umani rispetto a una determinata tematica. Giornata, adesso è l'anniversario di Basaglia, quindi pensiamo il 12 ottobre, giornata della salute mentale, quindi c'è il paziente psichiatrico, c'è lo psichiatra, c'è il vicino di casa, c'è l'amico, ognuno di questi è un libro e quando c'è la Human Library il giorno ci si presenta, c'è il catalogo di libri e allora storia di Luigino, vicino di casa di un matto, piuttosto che... E quindi ho 20 minuti per comprendere la storia di questo qua, oppure One Mile in My Shoes, cioè, c'è anche questa che la Empathy Foundation di Londra, ma abbiamo fatto anche noi in Italia, camminare un chilometro, un miglio con le scarpe e con un auricolare, mentre tu cammini con le scarpe di questa persona ti racconta la sua storia. E quindi questa persona può essere un poliziotto, può essere un criminale, può essere una prostituta, può essere un tossicomane, può essere... e quindi dobbiamo fare in modo di sviluppare l'empatia, ma vi sono dei progetti straordinari, quello di portare un bebè in una scuola. Mi ho sentito raccontare da dei colleghi canadesi, portano un bambino di 3-4 mesi lì, con i bambini e dobbiamo fare tutto per sviluppare l'empatia, perché adesso parlo anche da criminologo, l'empatia è uno degli elementi molto grossi la mancanza di empatia, quindi di vivere con la vittima, le sofferenze, eccetera, eccetera, è uno degli elementi che talvolta porta... Ma mi fermo qua perché... Grazie. Prego. In realtà non si può fermare ancora Mauro Croce perché abbiamo molti spunti, sì. Molti spunti da parte delle persone collegate e anche moltissimi apprezzamenti. Allora, abbiamo una prima richiesta qui da Laura Paccagnella che ci chiede: buongiorno, volevo chiedere al dottor Croce cosa ne pensa di chi tenta di disintossicarsi dalle app social e dalle notifiche stando lontani dal cellulare per un giorno alla settimana. Che strategie possiamo utilizzare per trovare un equilibrio nella vita di oggi e non essere trascinati in meccanismi di dipendenze inconsci? Questo è un esempio molto... rispondo subito che io devo prendere il treno oggi pomeriggio e non sono in grado di fare il check-in, quindi non possiamo più. Non è più possibile, no, perché anche qui parliamo alla volontà dei soggetti, no? Mi disintossico, sono stati provati, ma sarebbe bello farlo anche qua, vi lancio l'idea, ma probabilmente l'avete già fatto. In alcune scuole negli Stati Uniti d'America è stato provato 24 ore, un esperimento di restare 24 ore senza restare collegati, no? Che cosa è successo? Ma sto parlando di molti anni fa, che cosa è successo dopo queste 24 ore? Che c'era qualcuno che aveva fenomeni di panico, mai più, never again, ansia, cose di questo genere e soprattutto questa percezione di essere tagliati fuori dal mondo e così via. Allora vi sono dei meccanismi per rispondere a chi ha scritto, vi sono anche degli studi un po' di dieta
di dieta tecnologica, dei modelli di dieta tecnologica, ma il problema veramente è tra la volontà del soggetto e comunque la necessità di avere questi strumenti, perché ormai è una necessità. Vai al ristorante, non c'è più il COD, ma ci vuole lì il COD e tutte queste, cioè la cosa è anche piuttosto difficile. È anche vero che questi strumenti, vabbè, poi noi non siamo, io non sono un nativo digitale, cioè è molto bella ad esempio la questione che ha posto David Foster Wallace, grande scrittore, il quale incontrando degli studenti del Kenyon College, la cosa è pubblicata in italiano da Feltrinelli, Questa è l'acqua, racconta questo aneddoto. Ci sono due pesciolini giovani che nuotano per il mare e incontrano un vecchio pesciolone. Il pesciolone dice: Ehi, ciao ragazzi, com'è l'acqua oggi? I due pesciolini educatissimi restano un attimo lì, girano l'angolo, girano lo scoglio e dicono: ma che... c'è un'altra parola che non dico, ma che diavolo è l'acqua? Cioè, quindi, cioè, è l'ambiente naturale. Ormai, cioè, McLuhan diceva che il televisore è una protesi, attenzione, ma le protesi noi le usiamo se ne abbiamo bisogno, se non ne abbiamo bisogno le buttiamo via, non le utilizziamo. Questi sono ambienti, ci siamo dentro, non ne possiamo uscire. Cioè, quindi è vero che le persone acquistino consapevolezza e cerchino anche di limitare, ma è difficile, vuoi perché sono costruiti per tenerti attaccato, vuoi perché devi comunque restarne attaccato, cioè dovremmo studiare qualche cosa, o no? Ci sono anche comunità volte alla disintossicazione, ci sono anche progetti, Beh, poi l'Internet Addiction è un altro capitolo importante, ma anche la storia dei nativi digitali, cioè tutti noi parliamo di nativi digitali, no? È stato teorizzato da Prensky nel 2001 il concetto di nativi digitali. Prensky stesso nel 2011 ha detto: attenzione, quando io ho parlato di nativi digitali ho in un certo senso indotto l'idea che i nativi digitali siano per forza consapevoli di quello che stanno facendo, e Prensky ha detto: no, vi sono tre categorie, vi sono i saggi digitali, coloro i quali sanno quel che fanno, vi sono gli smanettoni, che sono quelli che vanno come fenomeni, ma è come uno che va col motorino facendo le impennate e non sa che quel segnale lì significa stop, e se tiro dritto mi asfaltano. E poi vi sono la cyber stupidity e quindi questi sono tutti elementi sui quali ragionare. Grazie Mauro Croce. Ci sono veramente tantissimi interventi questa mattina dalle persone che ci stanno seguendo da remoto. Sono oltre 350 persone collegate, genitori, professionisti, studenti nelle classi che abbiamo citato prima. Quindi, che responsabilità. Esatto, però ci sono molte attestazioni di entusiasmo. Grazie. Cristina ci scrive: interessantissimo, grazie anche per il gruppo Abele, col punto esclamativo. Barbara dice: bellissimo intervento, ricco di stimoli. Antonino dice: Mauro Croce, testimone, maestro, servitore, insegnante. Ma non sono abituato che si parli bene di me, mi state un po' imbarazzando. Infatti va bene, facciamo una cosa nuova. Poi abbiamo Lau che scrive: bellissimo, mi ha tenuto incollata, e Arianna, grazie, illuminante. Riccardo chiede qualcosa in più sulle dipendenze affettive d'amore, visto che le citate in parte ne avete trattato prima, se vuole. Leggo ancora qualche stimolo, dopo lei sceglie a cosa rispondere. Tiziana saluta, buongiorno, l'intervento è stato chiarissimo, anche nella sua ampiezza, ha sottolineato grande competenza e passione. Ecco, scelga un po' lei a cosa rispondere, anche i complimenti. Grazie per queste attestazioni. In realtà ero e sono molto in ansia a parlare a tutte queste persone distanti, ma no, quella delle dipendenze affettive è un tema straordinariamente interessante, e che anche, cioè, noi parliamo di questi fenomeni come new addiction, cioè la dipendenza affettiva è lontana come il mondo. Non me lo ricordo in latino, scusatemi, ma
forse la professora Ovidio parlava proprio non posso stare con te, non posso stare senza di te, cioè questa è proprio la dipendenza affettiva, no? Ed è molto interessante, e anche, io dicevo, quando ho incontrato questo gruppo di Love and Sex, esiste questo gruppo, lo trovate su internet, slaa.it mi pare, .com, Sex and Love Addict Anonymous, cioè gruppo di persone che si stanno affrontando la loro questione della dipendenza affettiva e o sessuale. Le persone che ho incontrato, le persone che avevano problematiche di tipo affettivo erano prevalentemente donne, quelle che avevano problematiche di tipo di dipendenza sessuale erano prevalentemente maschi. Noi tendiamo un po' a sottovalutare l'impatto, l'importanza, il rischio, la problematicità di queste forme di dipendenza. Invece sono molto importanti. E la dipendenza affettiva, per dare un minimo, cioè il vecchio libro di Robin Norwood, Women That Love Too Much, donne che amano troppo, libro degli anni 70, 80, è stato un grande successo editoriale, è comunque un buon riferimento per partire a comprendere questa tematica che vede nella relazione amorosa elementi di distruttività, proprio, ne parliamo un'altra volta, no? Perché mi vengono da dire tante cose e poi rischierei di perdermi e di perderci. Uno stimolo che vorrei lanciare a entrambi, viste le vostre competenze e anche il rapporto con la scuola da parte della dottoressa Silvoni e anche molti stimoli che lei ci ha portato, e il fatto che ci rivolgiamo alle scolaresche anche questa mattina, è uno stimolo rispetto al senso critico, cioè l'adolescenza e l'età giovane è l'età anche tradizionalmente del senso critico, della contestazione, della messa in discussione, eccetera. Oppure non è più così, nel senso che tutte queste modalità del mercato hanno obnubilato anche questo aspetto? Oppure viceversa, possiamo dare degli stimoli perché si riattivi questo aspetto nei ragazzi? È ancora presente, latente, aspetta da noi adulti qualche imbeccata e c'è modo di stimolarlo? Mi pare della professoressa che è tutti i giorni in contatto con i ragazzi. Sì. Io mi sono fatta nel tempo un'idea particolare, forse un poco condivisa, però insomma sono proprio convinta ormai di questo. In realtà i nostri ragazzi protestano troppo poco, anche se hanno in mente qualche critica, sono talmente presi poco in considerazione dal mondo adulto che ne ha bisogno dal punto di vista economico, come abbiamo visto prima, perché sono dei soggetti fantastici per il mercato. Non li prende in considerazione veramente come investimento sociale, educativo, gli sta negando il futuro, sta riempiendo di debiti per il futuro, banalmente tutto il PNRR che è fantastico ce lo pagheranno i nostri figli e nipoti, e di questo dovremo rendere conto prima o dopo perché i debiti saranno loro, l'ambiente con il problema del clima, della sostenibilità sarà loro. E su questo noi non facciamo mai abbastanza attenzione. Loro si trovano abbastanza comodi nella nicchia dove stanno e tutto sommato sono poco ascoltati da noi, per cui anche se noi dal punto di vista magari di lezione gli spieghiamo, cerchiamo di sviluppare il loro senso critico, quando poi ce lo portano veramente non siamo attrezzati, facciamo fatica. Quando loro vorrebbero fare delle proteste vere, no. Vengono catalogati come baby gang, che non esiste perché non esiste nessuno studio vero sulla baby gang, ma ci si basa solamente su dati spuri dal punto di vista scientifico e vengono associati a questo. I ragazzi sono troppo poco ascoltati. È facile per noi adulti che stiano nella cameretta con il telefono, li giudichiamo, oddio, non partecipano. In realtà a noi va benissimo perché non esprimono i veri bisogni e non protestano. Quando hanno cominciato a protestare nelle piazze per il clima, per esempio, li abbiamo derisi, nessuno ha preso poi sul serio le parole per dire cambiamo veramente. Per cui io mi auspicherei invece una società in cui i ragazzi possano dire, e hanno da dire delle cose fantastiche, hanno una lucidità di pensiero anche sui loro problemi a volte che ci sorprende.
ci sorprende veramente. A scuola, per esempio, noi abbiamo un servizio psicopedagogico con lo spazio ascolto. I ragazzi arrivano, riescono anche a descrivere le proprie problematiche, hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, ma che li ascolti non solo con empatia, ma con rispetto, dando credito a quello che dicono. Forse non sono in grado in questo momento di prenderselo questo spazio, ma perché noi li releghiamo lì. Più facile per noi che siano tranquilli come una volta davanti alla televisione, adesso davanti al telefonino. E noi adulti, per esempio, su questo tipo di dipendenza non stabiliamo i confini. Noi potremmo dire, ok, hai questo tipo di tempo, io gestisco da una app il tempo della tua connessione, che è una banalità dal punto di vista tecnologico. Ma non lo facciamo. Non lo facciamo. Non lo facciamo, li mettiamo in mano i telefoni più piccoli, che è un disastro colossale dal punto di vista neurologico ed educativo, e siamo noi. Invece di dire sì, ok, puoi giocare, va benissimo, ti do un tempo. E l'altra parte prendiamo un mazzo di carte e giochiamo io e te. Però prende il mio tempo in cui io voglio stare al telefono da adulto. Per cui bisogna tanto mettersi in discussione anche su questa cosa rispetto alla loro capacità di portare un contributo rivoluzionario nel mondo. Fanno la loro rivoluzione sotterranea, perché non ci danno più tanto credito a volte. Questo, insomma, non vuole essere un pensiero negativo sulle generazioni, ma vorrei che veramente tutti dessimo più importanza a quello che stanno pensando i nostri ragazzi e che noi a volte non abbiamo voglia di ascoltare. C'è poco da aggiungere, no? Il problema è che si pongono e ci pongono dei temi che noi non possiamo, non vogliamo vedere, tipo quello del cambiamento ambientale. Cioè, questi giovani pensano, riflettono, si domandano sul futuro che li aspetta, ci interrogano, e noi invece li buttiamo in un'area di così poco stupida. Ma pensiamo solo, ad esempio, cioè, che modelli diamo loro? Cioè, adesso senza andare a cercare altre cose, le guerre, eccetera, eccetera. Ma vediamo la televisione, cioè, tutto è Masterchef, il collegio, il Grande Fratello. Cioè, qual è il modello? Cioè, tutti contro tutti, il più furbo vince, non vinciamo insieme, il più spietato, il più cinico, e lì questo, cioè, un darwinismo sociale, per cui non si vince insieme, non si condivide la vittoria, ma tutti contro tutti. Invece loro ci stanno dicendo il contrario in questi modi, anche se volete giovanili, anche ingenui, no? che noi vediamo. Invece cioè, ce la facciamo, potremmo farcela solo tutti insieme. No, ecco, questo ci stanno dicendo con queste loro manifestazioni, con questi loro modi, con queste loro modalità anche giocose, anche se vogliamo poco perché è chiaro che l'adolescenza è l'età della critica, non del pensiero critico, no? Ma questo lo sappiamo e non possiamo spaventarci di questo, però portano questi elementi. Del resto, cioè, voglio dire, il tema del futuro loro lo pongono in maniera feroce, perché il futuro è loro e noi glielo stiamo portando via, perché lo stiamo portando via. C'era questo libro di qualche anno fa di Boere e Calasso, due economisti, i quali dicevano contro i giovani, cioè come gli adulti italiani siano straordinariamente altruisti nei confronti del proprio figlio, egoisti nel confronto dei giovani in generale, per quanto riguarda le pensioni, tutte queste cose, eccetera, eccetera. Ma poi il futuro, cioè vediamo la distruzione del pianeta, le guerre e tutte queste cose qui, cioè stiamo vivendo un'epoca, cioè la nostra civiltà occidentale ha nel DNA l'idea di un futuro migliore del passato. Cioè pensate solo alla religione, passato colpa, il presente redenzione, il futuro salvezza. Pensiamo alle grandi filosofie, l'illuminismo, il positivismo, cioè tutto porta, cioè il progresso, il futuro. I nostri genitori, mio papà, i vostri hanno vissuto, mio papà, la guerra, antifascismo, eccetera, eccetera, cioè ha vissuto momenti di fame, di dittatura, di sofferenza, ma ha sempre pensato che avrei consegnato a mio figlio un mondo migliore di quello che io ho trovato. Noi non possiamo raccontarci che consegniamo
consegniamo ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. E voi capite che se non c'è una proiezione verso il futuro, cioè se vivo solo al passato non posso che essere melanconico o depresso, il passato. Se non ho una proiezione per il futuro, è tutto hic et nunc, è tutto qui e ora. E quindi be stupid, consuma, divertiti oggi perché un domani non c'è. Cioè dobbiamo uscire da questa trappola. Le passioni tristi, Benasaia, chiaro, dobbiamo uscire da questa trappola, ma non ne usciamo noi o loro, ne usciamo insieme, e questa è la cosa che facciamo fatica a capire. Grazie. Abbiamo un'ultima richiesta da parte di Andrea, che saluta e ringrazia e chiede gentilmente: per uscire da una qualsiasi dipendenza, quali sono le procedure o prassi da compiere, a chi chiedere aiuto? Ma credo che vedere la lezione di ieri sera di Leopoldo Grosso sia la migliore risposta che si possa dare. Concordiamo. E quindi direi veramente facciamo tesoro di questa importante lezione di Grosso e di altri che seguiranno, perché certamente quella, comunque per semplificare in poche parole, quello di riconoscere, una delle questioni grosse della dipendenza è negarne l'evidenza, smetto quando voglio, e quindi accettare, riconoscere che c'è questo problema, che questo problema mi sta costando a me, sta costando a chi è vicino a me, ai miei cari, è quello di avere l'umiltà di accettare, di affrontare questa, rivolgendosi ai servizi pubblici, rivolgendosi ai professionisti, ai gruppi di autoaiuto, e di affrontare questa cosa qui. Superare la vergogna o l'onnipotenza ce la faccio da solo, non c'è nulla di cui vergognarsi, è un momento che si può attraversare nell'esistenza di molte persone, si può vergognarsi di non affrontarlo, ecco. Grazie per questo richiamo anche degli interventi precedenti, che rimangono tutti a vostra disposizione nel sito. È una sottolineatura importante perché questo intero festival ha l'obiettivo di far conoscere i fenomeni, ma soprattutto far sentire le persone viste e ascoltate e offrire la possibilità di chiedere aiuto, perché poi gli aiuti ci sono. Quindi ringraziamo veramente di cuore la dottoressa Silvoni, che è stata con noi, graditissima ospite, Mauro Croce, grazie. Tutte le persone grazie a voi. Grazie di essere stato qui con noi, di aver portato questo contributo molto stimolante. Ringraziamo tutte le persone che sono qui presenti in sala, le scolaresche che ci seguono dalle loro aule con i loro insegnanti, tutte le persone che da tutta Italia si sono collegate. Vi invitiamo a continuare a seguire il programma, lo potete scaricare dal sito www.cambiogiocoul6.it, dove trovate appunto anche la registrazione di tutti gli interventi della precedente edizione, dove troverete anche le registrazioni di questa seconda edizione del festival. Vi ricordo che nel pomeriggio alle 17:30 avremo un altro incontro con Alessio Vieno dal titolo "Lo smartphone ha veramente peggiorato una generazione?", punto di domanda, una domanda che affronteremo in maniera critica, e poi alle 20:30 avremo Maurizio Fiasco e Sabrina Molinaro per l'incontro dal titolo "In cerca di equilibrio, gambling, gaming e conseguenze per l'età evolutiva". Quindi invitiamo soprattutto gli educatori, gli insegnanti, i genitori a partecipare, oltre ai professionisti della salute. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, vi auguriamo buona continuazione di giornata. Cambio gioco.